Paolo Cerutti, possiamo ricostruire la genesi di questo protocollo d'intesa tra il Comune di Udine e l'Università del Friuli? Allora la genesi nasce dal fatto che nel 2015 l'ANCI e la CRUI a livello nazionale hanno redatto un protocollo, una bozza di protocollo destinata proprio alle città universitarie, che in qualche modo sancisse degli accordi tra i comuni e le università delle città, soprattutto anche di medio-piccole dimensioni a livello nazionale, dove c'erano delle università importanti. Partendo da questo protocollo e quindi da questo esempio, noi ci abbiamo lavorato, l'abbiamo personalizzato integrandolo con ulteriori argomenti ed altre cose che potevano essere più interessanti anche per Udine, e abbiamo deciso in qualche modo di proporlo poi come università al Comune, il quale si è subito dichiarato d'accordo di procedere in questo senso. Poi si procederà adesso con la fase operativa con dei tavoli di lavoro. Sì, diciamo che il protocollo prevede che ci sia un gruppo di persone, una sorta di comitato di indirizzo formato dal sindaco, dal rettore e da altri delegati dell'università e del comune, e poi naturalmente queste persone, questo gruppo riunirà insieme dei tavoli che naturalmente riguarderanno gli argomenti principali dell'accordo. Ci sono 10 argomenti, 10 temi che verranno poi sviluppati nel tempo, e intorno a questi tavoli, a questo gruppo, si lavorerà per dare così uno sviluppo migliore, ci auguriamo, alla città di Udine.